Diciamo che abbiamo incontrato una squadra che rimaneva molto posizionata alla sua metà campo, ci lasciava giocare palla al piede e noi invece di cercare di fare un gioco per trovare un buco, diciamo, dove infilarci, giocavamo sempre con palle lunghe e questo non portava a nulla. Infatti non volevo che i ragazzi facessero questo, un pochettino, diciamo, mi ero un po' alterato e abbiamo cercato di giocare a modo nostro, cercando praticamente di trovare la stoccata, perché serviva soltanto quella, la stoccata per aprire la partita. È venuta e chiaramente poi il risultato è cambiato, è stato tutto più semplice. Diciamo che tra Angiolucci e Romagnoli ci sono caratteristiche totalmente diverse. Romagnoli è il classico uomo d'area di rigore, possente fisicamente, quello che, diciamo, fa spallate, mentre Simone Angiolucci è un calciatore che riesce a saltare molto facilmente l'uomo e a creare quell'occasione per dare la zampata. Sì, Lorenzo è un giocatore che ha i piedi buoni, ha veramente i piedi buoni, a volte cede un po' troppo nel possesso palla. Oggi ci serviva quel giocatore che con la palla al piede riuscisse a centrocampo a creare la superiorità numerica. Quello che è riuscito a fare e quello che ha dato alla squadra è stato un grande apporto, quello che ha fatto sì che portassimo a casa la vittoria. Complimenti, in bocca al lupo a mister Alberto Brutti allora. Grazie tanto.